Sesta corsa, il centrale di oggi, la corsa dedicata all'allevamento Folli. Sono 8 buoni 3 anni. Luci accese, 1 Black White ZS Alessandro Moretti, 2 Baiardo K Roberto Vecchione, 3 Belmarino Giorgio D'Alessandro Junior, 4 Bomber B Maurizio Biasusti, 5 Bonnuit B Andrea Farolfi, 6 Babilonia Baba Francesco Pettinari. In seconda fila 7 Birba Pizza Marco Stefani, 8 Barone Gas Lorenzo Baldi. Rapporto di scuderia tra i numeri 4 e 5. Allineamento ancora un po' così, qualche cavallo un po' in ritardo. Vediamo ritrarsi Babilonia Baba che rinuncia al lancio. Stacco della macchina, l'errore di Black White ZS. Di dentro Baiardo numero 1 Black White ZS squalificato. Poi Bonwit B di galoppo anche Bomber B che crea qualche problema anche alla compagna di scuderia numero 5 Bonwit B squalificato. E praticamente rimane in vantaggio Baiardo K con una decina di metri di vantaggio su Birba Pis con Marco Stefani che sta ricucendo il gap, poi il numero 3 di Belmarino. Tanto arriviamo ai 400 in 29,4 con in vantaggio Roberto Vecchione col figlio di Varenne che tiene ritmo abbastanza sollecito. Birba Pis dopo i vari errori si trova seconda alla corda nella scia del favorito, del battistrada. Poi in terza posizione Belmarino. Vediamo Babilonia Baba in quarta alla corda davanti a Barone Gas e poi il rimesso Bomber B. Giro che va via in 1 minuto e 2 decimi con nessuno che fa la prima mossa. Ora c'è un po' di onda con Babilonia Baba che accenna a spostare, ma la marca Belmarino. Ne approfitta Roberto Vecchione con Baiardo K per condurre sempre davanti a Birba Pista, chilometro in 1.15.4, 15.2 la curva. Ancora le posizioni assestate con Babilonia Baba che cerca ora di venire via con più convinzione, ma Baiardo che è sempre in vantaggio su Birba Pista. Avanza Babilonia Baba, retta di là in 14.3. Ci prova Francesco Pettinari a avvicinare il battistrada con la figlia di Nadal Shiba, ma è ancora bello e tonico in vantaggio Baiardo K su Birba Pista, ultima curva, passato in 14.7, retta d'arrivo in vantaggio Baiardo K su Birba Pista e Babilonia Baba. Baiardo K viene a vincere anche molto bene. Baiardo K, Roberto Vecchione, secondo posto per Birba Pista, a precedere Babilonia Baba, al quarto probabilmente Barone Gas. Quindi vittoria, la terza in carriera per Baiardo K, il doppio di Roberto Vecchione, il training è quello di Holger Ehlert, la scuderia Polestars, la vittoria della figlia di Varenne Pellegrini ok, anzi del figlio di Varenne Pellegrini ok, da outsider la quota di 7,25, ma la vittoria direi netta e perentoria.